Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo ogni settimana un pezzettino della storia dell'Occidente per capire un po' di più la nostra storia. Il passato ci aiuta a comprendere meglio il presente e le sue dinamiche. All'interno della storia grande del mondo greco, una storia enorme, infinita se vogliamo, c'è un punto che in qualche modo rappresenta una svolta. Abbiamo parlato del VI secolo, abbiamo parlato di questo secolo che rappresenta in qualche modo uno spartiacque tra quello che c'era prima e quello che viene dopo, tra un'epoca molto arcaica e un'epoca invece già più sviluppata, già più attenta, già più precisa, già più riflessiva. Ma c'è un elemento che non possiamo assolutamente dimenticare in questa narrazione, che è un elemento legato al ruolo che ebbe il santuario di Delfi. Delfi è un paesino, proprio un paesetto, un villaggetto, chi di voi c'è stato, chi di voi si può informare, può vederlo in qualunque momento. Delfi è un paesetto, un villaggetto che si trova a nord, nella Grecia, non si trova nelle parti del sud, nelle parti del mare, si trova dentro quella che è come dire, il corpaccione dell'Attica, il corpaccione della Grecia fisica. E si trova in un punto molto particolare perché pur essendo al centro, pur essendo in montagna, è vicinissimo al mare, perché non so se avete in mente la cartina della Grecia, ad un certo punto la Grecia cosa fa? Crea una specie di ansa, un'ansa al suo interno, nella metà della sua cartina, e in quest'ansa si trova appunto la città di Delfi, che quindi si trova sufficientemente a nord per essere in montagna, per essere distante un po' dai traffici delle città, però anche molto facilmente raggiungibile dal mare, parliamo di 4-5 km dal mare, una distanza a quell'epoca assolutamente effimera per la capacità di movimento che c'era. Proprio per questo motivo Delfi diventa meta di pellegrinaggi, diventa meta di attenzione da parte di una serie di notabili dell'epoca che vedono nel culto che si pratica a Delfi, il culto di Apollo, la capacità di prevedere il futuro. I sacerdoti di Apollo sono in qualche modo, ne abbiamo già parlato, in quest'epoca sono quelli che detengono un po' il potere politico reale, perché potendo dare loro delle previsioni sul futuro, in qualche modo orientano il futuro. Sono previsioni fittizie, sono previsioni umane che vengono elaborate da questi sacerdoti proprio con lo scopo di governare un po' le scelte politiche, per cui se c'era da decidere se una guerra doveva partire o no, il sacerdote decideva, ma decideva dietro un input politico, dietro un input chiaramente militare, facendo finta che questo provenisse invece da un oracolo, un contatto misterioso e mistico con il dio Apollo. Ecco, in quest'epoca andare in pellegrinaggio a Delfi era considerato il momento in cui in qualche modo la vita della persona poteva trovare più verità, più giustizia, più attenzione. E quindi accanto alle grandi questioni di politica, di geostrategie dell'epoca, il santuario di Delfi poi disciplinava un sacco di preghiere comuni, quotidiane per la guarigione delle persone, perché le persone stessero finalmente bene. Era quindi un luogo di vita e nel VI secolo diventa un faro di civiltà. Proprio attorno a questo santuario si sviluppano tutta una serie di dinamiche di personaggi, di persone che traghettano definitivamente la letteratura greca dal mondo arcaico al mondo classico. Siamo all'ultimo miglio, ne parleremo nelle prossime puntate e lo racconteremo approfonditamente. Ed è proprio questo ciò che caratterizza questo momento storico, un cambiamento che è destinato a interrompere per sempre tutti i valori e le credenze del mondo arcaico per lasciare spazio ad una società nuova, quella società classica che noi conosciamo ancora oggi come mondo greco. Di questo e di altro racconteremo a storie nelle prossime puntate.